Allora, stasera in questa serata letteraria abbiamo due autori, Ivan Murgana e Carmen Salis, che ci presentano Sa ben di l'ora di Arroba, quindi sarà un libro, diciamo, interessante come gli altri che hanno presentato. Sono già venuti qui da Unebu per le nostre serate letterarie. Gli auguro a tutti e due e a voi una buona serata. Grazie Pierluigi e ben trovati. Per noi è un ritorno, visto che eravamo stati già ospiti di Unebu una decina d'anni fa, forse, quando abbiamo presentato il nostro primo romanzo scritto a quattro mani, Salvadora. Oggi torniamo con Sa ben di Dora di Arroba. Sa ben di Dora di Arroba, come Salvadora, è una storia di persone che realmente sono esistite. Sa ben di Dora era Lalla, questa donna che noi abbiamo conosciuto e viveva a Pirri l'ultimo periodo della sua vita. Abbiamo fatto in tempo a prendere un caffè con lei, giusto a ripercorrere indietro la memoria di Lalla, per sapere un po' quello che era stato il suo passato. Ci ha raccontato la sua professione di venditrice di stoffe in giro per i paesi della Sardegna. Purtroppo Lalla è venuta a mancare e quindi non siamo riusciti a dedicare interamente il racconto a lei, ma abbiamo pensato che avevamo abbastanza materiale per in un certo senso farla rivivere. Quindi abbiamo deciso di allargare il discorso ad altre donne. Sono quindi gli 11 in tutto i racconti, tutti al femminile, che parlano delle clienti di Lalla, donne che hanno aperto le porte della loro casa alla venditrice di stoffe e in un certo senso hanno donato i ricordi della loro vita. Buonasera, è un piacere vedervi così numerosi. Allora sì, in realtà Lalla avrebbe dovuto raccontarci quello che poi noi abbiamo fatto, ovvero lei ci avrebbe voluto raccontare quello che ha visto in tutti questi anni di lavoro. Non potendolo fare lei, ci siamo detti cosa facciamo? Le cerchiamo noi le donne che avrebbe dovuto raccontare lei, e quindi ci siamo messi alla ricerca di storie di donne. È stato facile perché di donne sarde che non saranno mai nei libri di storia ma che hanno fatto tanto, ovvero che sono state resilienti, appassionate e che hanno tirato su famiglie, anche lavorando, anche se poi questo lavoro non era riconosciuto dal punto di vista retributivo. Ce ne sono tante, quindi siamo andati alla ricerca di queste 10 donne, 11 con Lalla, perché anche Lalla si racconta attraverso la sua narrazione, racconta anche di sé. Vedo con piacere che oggi c'è una sorella di queste donne, quindi poi ne parleremo. Donne che non hanno fatto la storia, ma hanno fatto tanto, donne che hanno lavorato, donne che hanno, detto prima, portato su famiglie con grande fatica, donne che hanno creduto in se stesse, che sono state libere di scegliere, nonostante i tempi non potevano non permetterlo, perché sono donne che hanno vissuto a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, perché Lalla comunque era del 18, tant'è vero che non avendo potuto usare la sua narrazione, la sua testimonianza, io ho un po' rubato dalla figura di mia madre e di mia nonna per poterla caratterizzare, perché anche mia mamma e mia nonna hanno vissuto a Cagliari, nel quartiere della Marina, quindi il periodo era quello. Infatti in copertina ci sono mia nonna, mia mamma e una sua sorellina. Speriamo di aver reso un favore a Lalla, perché ci teneva tanto a raccontarsi, anche se ad un certo punto Ivan ha detto che è venuta a mancare, ma ci ha fatto attendere perché i nipoti erano dubbiosi su riguardo a queste interviste. Come sempre, come era già successo con Pietrina, a volte i parenti più prossimi non hanno la fiducia che riponiamo noi nelle persone che intervistiamo, quindi è passato un po' di tempo, poi è arrivato il Covid, quindi abbiamo perso i contatti con Lalla. Sì, donne grazie alle quali siamo riusciti a raccontare temi sociali e anche i territori. Siamo andati in giro per la provincia di Cagliari per riannodare i fili della memoria di queste donne. Quindi ci siamo trovati tra Pula, Capoterra, Monserrato, abbiamo girato l'interno cagliaritano e ci siamo spinti anche in Marmilla. E attraverso queste donne abbiamo raccontato anche importanti temi sociali come l'immigrazione.
Noi sardi, chi di noi non ha un parente o un conoscente che non abbia lasciato la propria terra per andare a cercare fortuna nella penisola o addirittura fuori dal continente? Quindi abbiamo voluto raccontare l'immigrazione attraverso la storia della tegolaia di Segariu, che aveva lasciato nel 1950 il suo paese, che l'aveva vista solamente realizzare tegole sin da quando era piccolissima, per raggiungere Napoli, dove aveva fatto la bambinaia. Poi anche in questo caso purtroppo la nostra protagonista è venuta a mancare, però ha fatto in tempo a leggere la storia prima che venisse pubblicata. Sì, perché ha avuto una lunga gestazione questo libro, molti anni, perché ad un certo punto ci siamo anche demotivati un po' quando Lalla è venuta a mancare. Poi dopo abbiamo detto, ma perché non dobbiamo portare a termine questo progetto, questo desiderio di Lalla? Giustamente abbiamo cambiato il cognome di Lalla, anzi non l'abbiamo neanche messo, forse perché se non hai l'approvazione dei familiari non puoi fare niente. Però alla fine abbiamo immaginato che lei avesse deciso, sempre nel pieno della libertà che l'ha caratterizzata nella sua vita, di trascorrere l'ultima parte della sua vita in un centro di residenza per anziani. E lì, anche qui è storico ormai che gli anziani non stiano più in casa con i familiari. Quindi abbiamo voluto anche affrontare questo passaggio, questa evoluzione, questo cambiamento. Quindi lei va in questa residenza e dalla residenza racconta, stimolata dalla persona che si occupa di lei, dall'infermiera che si occupa della sua persona, stimolata da lei, e ogni giorno racconta una storia nuova. In queste storie c'è un po' della sua vita, ma c'è anche la donna che poi lei andrà a raccontare. Adesso, visto che c'è la sorella di Delia, io ti farei leggere questi signori. Ok. Da dove? Magari da qui all'inizio. Delia ha raccontato se stessa per 2 ore, abbiamo dovuto registrarla e poi sbobinare con fatica tutto quello che ci ha raccontato. Da casa nostra a Santa Vendrace ci volevano 20 minuti buoni se camminavo senza fermarmi a parlare con qualcuno. Non compravano, anche perché già soldi non ce n'erano e quei pochi si spendevano per la roba da mangiare. Mi conoscevano tutti e mi trattavano come una di casa. Una famiglia soprattutto mi accoglieva con calore e da loro mi fermavo prima di tutte le altre. Era la casa di signor Pinuccio, il pescatore. La casa si trovava in una specie di piazzetta, in Vico 4. Era piccolissima e modesta. Signor Pinuccio e sua moglie Regina avevano 11 figli e con loro viveva anche signora Maria, mamma di Regina. In una camera dormivano tutti e nella cucina vivevano il resto del tempo. Ogni volta che vedevo quella casa mi sentivo fortunata a vivere nella nostra, che comunque aveva più di una stanza. E anche se dormivo con le mie sorelle, mamma e babbo e i miei fratelli avevano la loro. Mi era molto cara la seconda figlia, Delia. La prima volta che l'avevo vista aveva forse 10 anni ed ero rimasta colpita da come le sue mani si muovevano veloci nel fare le nasse. I snassas. Erano ceste composte da pertiche, chiuse con giunchi che servivano per la pesca a Santa Gilla. Ne costruiva di varie grandezze, a seconda di quello che signor Pinuccio le ordinava di fare. Suo padre, fra tanti figli, aveva deciso di scegliere quella bambina per fare il lavoro. Io per anni mi sono chiesta il perché, ma non ho saputo trovare nessuna risposta. Non a tutti nella vita è dato di poter scegliere cosa fare della propria esistenza. Spesso sono gli altri a decidere. Bene, questo era proprio il caso di Delia, condannata a inforcare gli uncini per intrecciare giunchi e pertiche da un padre al quale interessava solo la pesca. Vuoi dire qualcosa? Che tra l'altro per caso scoprì che si parlava di Delia. E adesso l'ha scoperto mia figlia. Ah, non lo sapevi? No, non Non te l'ha detto? No. Oggi ha 90 anni mia sorella, a distanza di 2 mesi ha subito 2 interventi perché da bersagliera doveva fare in casa tutto lei, prima si è rotta una vertebra, adesso si è rotta il femore, ma non demorde. Quando l'abbiamo incontrata noi aveva un braccio fratturo ingessato. Sempre! Si è, oltre il femore, anche ha subito 2 interventi tremendi, anche difficili.
ma lei è sempre una bersagliera. Non mi immagino com'era a 10 anni. Infatti. Se Noi l'abbiamo- ancora oggi a 90 bisogna prendere è così. Sì, è stata Renesa, hai ragione. Lei ce l'ha raccontato bene come era a 10 anni. Noi abbiamo chiaramente utilizzato l'espediente di Lalla che la incontrava, ma in realtà queste donne le abbiamo incontrate noi. Sì, in effetti Lalla non ha mai incontrato queste donne, diciamo è un espediente narrativo che abbiamo utilizzato per far sì che comunque lei parlasse del suo lavoro e queste altre donne raccontassero le loro storie e le storie dei territori. Attraverso questo viaggio, che è stato bellissimo come quello che abbiamo fatto per raccogliere tutte le informazioni del Salvadora, con Carmen abbiamo avuto la fortuna di ascoltare storie meravigliose, come quella che abbiamo riportato di Marina. Marina era una donna di 100 anni che viveva alla Maddalena Spiaggia, a Capoterra. Io l'avevo conosciuta, io sono un giornalista dell'Unione Sarda, l'avevo conosciuta perché ero andato a raccontare la sua storia proprio quando aveva compiuto il secolo di vita. E quindi, visto che il nostro progetto era già in piedi, con Carmen ci siamo tornati. Ci ha raccontato una cosa bellissima, cose che comunque sono da libro di storia. Lei era la moglie di un gerarca fascista che era in servizio nella penisola, vicino Reggio Emilia. Al seguito del marito, era andata al seguito del marito proprio nei periodi più caldi della seconda guerra mondiale e aveva salvato il marito dal plotone di esecuzione dei partigiani. Lei si era messa a urlare, aveva parlato in sardo e il capoplotone, che era sardo, aveva sentito la sua richiesta d'aiuto e aveva fermato i fucili. Quindi grazie a quelle parole dette in sardo Marina aveva salvato suo marito. Quindi questa è una delle tante storie che siamo riusciti a rintracciare. Questo significa che se prestiamo attenzione a quello che gli altri hanno da dire, ecco, sicuramente viene fuori un racconto. Noi questo l'abbiamo capito andando in giro insomma, ormai per tutto il sud della Sardegna. È un po' quello che ha caratterizzato i nostri progetti, è questo, insomma, ascoltare le persone che hanno storie di vita vere da raccontare. Storie che non hanno certo cambiato la storia, nel senso... Con la S maiuscola. Con la S maiuscola sì, però per esempio c'è una donna di Monserrato che a 86 anni ha deciso di prendere la licenza elementare. E noi abbiamo trovato questa scelta strepitosa, bellissima. Una donna che dopo che tira sui figli, i nipoti, decide di pensare a se stessa, che la voglia di diplomarsi, di finire gli studi, perché aveva solo la seconda elementare, era più forte di tutto, era un'ambizione, un desiderio che lei ha portato a termine. Quante volte noi diciamo, ma sì, sono troppo vecchio, troppo grande per fare questo, per fare quell'altro, magari recriminiamo, diciamo, ah, peccato, se l'avessi fatto. Lei l'ha fatto, ha affrontato con coraggio, è andata lì mescolandosi a degli studenti lavoratori, delle persone che sicuramente avevano un terzo dei suoi anni, perché voleva questa licenza elementare. Quindi le storie che siamo andati a raccontare, come quella di Delia, come quella, poi ci sono due storie che non sono scritte a quattro mani, ma che sono scritte da ciascuno di noi. Sua nonna, che era una grande lavoratrice della Saras, e di mia mamma, che ha lavorato in casa, si è sacrificata coi figli e basta. Però sono le storie delle nostre mamme, delle nostre nonne, sono queste le storie che avevano fatto la storia. Quindi secondo noi è stato giusto raccontarle. Ce n'è anche un'altra di storia che arriva da Urgosolo ed è la storia di una donna che faceva la prefica, Satitadora, e che ha dovuto fare Satitadora al funerale del figlio. E anche questo secondo noi era una storia che si doveva raccontare, perché porta con sé tradizione, porta con sé amore, quell'amore che ti fa dimenticare che lì c'è un figlio, ma va oltre qualsiasi cosa. Vuoi leggere? Noi ci facciamo leggere a lui. Non è che hai portato gli occhiali, Graziele De Gidi, da un giovedì. No. Un giovedì, come facevo da tempo, sono il campanello a casa loro e non mi risponde nessuno.
Allora, preoccupata perché sapevo che mi aspettavano per consegnare le lenzuola che avevano ordinato, busso dalla vicina e chiedo se sa perché non trovo nessuno a casa. Si affaccia signora Iole dalla finestra e mi dice: è morto Egidio Mischinedu, Sugoru! Mi metto le mani in testa e incomincio a parlare a voce alta supplicando la Madonna. Poverino, bravo, gentile, con la sua bella famiglia. Signora Iole mi dice che è morto all'ospedale civile. Allora decido di incamminarmi verso Piazza Iene, per poi dirigermi là. Mi faccio tutta la strada pensando che la vita davvero a volte è uno scherzo malvagio. Si volevano tanto bene. E lui mi è sempre sembrato una persona in buona salute. Non si poteva pensare di morire a soli 41 anni. Arrivata, decido di entrare dal pronto soccorso. Conosco il giovane che sta nella guardiola. Lo saluto e gli chiedo di Egidio Lecca. Sì, è in camera mortuaria. Lo hanno portato da poco. Posso lasciare qua un attimo la valigia? Gli chiedo. Certo, signora Lalla, ci mancherebbe. Vada pure. Era bravo quel giovane. Lo avevo visto crescere ed ero contenta che avesse trovato un lavoro decente. La madre aveva sfornato un sacco di figli e il padre era invalido e non lavorava mai. Certo, lì vedeva solo disgrazie e morti, ma anche persone che tornavano a casa guarite. Altre volte ero stata in camera mortuaria, compreso quando era morto mio padre, ma una cosa così non l'avevo mai vista. C'era il morto, il povero signor Egidio, Graziella, seduta su una sedia vicino a una donna che intonava un canto che sembrava un lamento di morte. La sua voce era bellissima, non capivo cosa cantava, perché era sì in lingua sarda, ma non la mia, quella che parlavamo a Cagliari, magari quella che parlavamo a Cagliari, magari era delle loro parti, perché erano originari di Orgosolo. Una canzone disperata, che si ripeteva come un rosario, una preghiera. Non ho avuto il coraggio di entrare, sono rimasta nell'ingresso, come incantata da quella figura alta, slanciata di quella donna. Poi scopro, dopo che era la prima volta che vedevo una titadora, e quello era Sattiduto per il figlio, era la madre del signor Egidio. Bravo, sì, applauso. Voi conosciate Franco Carta? Sì, qualcuno di voi lo conosce. Questa è stata la mamma di Franco Carta, giusto? Sì. Sì. E quindi quando lui ha saputo che noi stavamo raccogliendo queste storie... Era la nonna. La nonna, sì. Quando ha saputo che stavamo raccogliendo queste storie ci ha detto di sua nonna. E abbiamo ricevuto da lui anche la preghiera originale scritta in logudorese che abbiamo riportato nel libro con tanto di traduzione. Quindi... E abbiamo pudore di non leggere perché non siamo in grado. Non so se c'è qualcuno di voi che sa leggere il logudorese. Gliela facciamo leggere. Non sappiamo leggere. Solo il campidanese, anche noi solo il campidanese. Tra l'altro il campidanese che abbiamo lasciato ci ha aiutato a renderlo leggibile Salvatore Sarigu, di Villa San Pietro. Quindi Sì, lo un esperto di lingua sarda, ci ha dato una mano, ci ha impedito di commettere errori grammaticali, perché naturalmente un conto è parlarlo e un conto è scriverlo. Certo. Avete domande? Volete chiederci qualcosa? Domande. Abbiamo tante domande. Benissimo, Siamo qui. siamo qui. Che bel pubblico. Vedi? Soprattutto io sono incuriosita dal fatto di che abbiate scritto un libro, no, una cosa abbastanza comprensibile, ma a 4 mani, un uomo e una donna. Sì. Come avete fatto? Come vi siete, tecnicamente parlando, come vi siete suddivisi il lavoro? Chi ha messo le parole? Vi siete azzuffati? No? Siete andati d'accordo? Partiamo dal punto di vista prettamente tecnico, poi per arrivare al resto. Voglio sapere. Noi, questo è il nostro secondo lavoro, quindi già avevamo lavorato 10 anni fa un progetto insieme, un libro a 4 mani. Noi non so come facciano altri, per noi è la cosa più naturale del mondo. Noi facciamo così, uno comincia, l'altro va avanti. Non c'è una parte scritta da uno o scritta dall'altra. Cioè, noi è una commistione, noi fatichiamo a riconoscere quello che ho scritto io e quello che ha scritto lei. Mi permette strano, perché è tecnicamente strano. Sì. Perché scrivere al maschile è un sistema, scrivere al femminile è un altro. Non è detto. No, è detto. Secondo me no, perché chi ha letto entrambi i libri non riesce a capire qual è la scrittura maschile e qual è la scrittura Siete femminile. stati bravi a fare questo.
Abbiamo un'ottima intesa, abbiamo un'ottima intesa e nessuno dei due, allora io per lavoro faccio l'editor, quindi mi capita di dover intervenire su libri scritti a quattro mani e sono veramente un disastro a volte, perché ciascuno ci mette il suo registro, ci mette il suo ego, spesso vanno a ripercorrere parti già scritte, già a posto, perché devono metterci di sé. Noi invece intervistiamo le persone, così come abbiamo fatto con Salvadora, abbiamo la nostra struttura in testa perché la decidiamo prima e poi, come ha detto Ivan, uno inizia e l'altro segue. Non andiamo mai oltre quello, non ci prende mai la frenesia di scrivere tutto da soli. Naturalmente per fare un lavoro di questo tipo bisogna avere un'intesa pazzesca, perché è impensabile, è normale, essendo due persone distinte, cioè per quanto uno possa essere bravo non si scrive uguale. L'esercizio, il nostro in realtà è un esercizio nell'esercizio, perché già scrivere insieme è una fatica, abbassare il proprio di registro per renderlo credibile a quello che sono i personaggi, perché noi parliamo, nei nostri libri parliamo prevalentemente di persone che provengono hanno un'estrazione sociale bassa, quindi gente che a malapena sapeva leggere e scrivere, gente che comunque lavorava nei campi, quindi è normale che non potevi scrivere a Cipicchia, non potevi scrivere, non potevi utilizzare un italiano alto, quindi la difficoltà che abbiamo incontrato era anche quella, cioè rendere i personaggi reali, credibili, perché mia nonna, che aveva 90 anni e sapeva solo firmare, non avrebbe mai utilizzato il passato remoto, cioè anche questo è stato l'esercizio, insomma, dello scrivere assieme questo libro. Ma non avete mai battibecato fra di voi? Mai. Mai. No, è vero, sono domande giuste, perché io lo faccio per lavoro, sono domande sane. Sono curiosità legittime, sono domande assolutamente sensate. Non abbiamo mai dovuto discutere, magari non litigare, capisco cosa intendessi dire, mai discutere su un pezzo, no, questo non va bene, lo riscriviamo, facciamo così, mai successo. Infatti, però ciascuna di voi scrive, per esempio, scrive al femminile lei, e lui lei. Tutti e due riuscite a scrivere al femminile, cioè come una donna pensa. basta essere uno scrittore, per essere un vero scrittore deve essere capace di essere empatico, altrimenti può avere 1000 lauree, avere una capacità semantica meravigliosa, potente, però se non riesce ad entrare nella testa del personaggio, per entrare nella testa devi essere quel personaggio, quindi devi parlare come lui, muoverti come lui, anche se non cammini, però devi muoverti come lui, non basta saper usare bene le parole. Io boccio testi che sono scritti benissimo, però dico, e quindi c'è sempre l'autore e basta dentro, in tutti i personaggi, perché non riesce ad essere empatico e raccontare un altro. Ad esempio nel libro Salvador, il nostro primo romanzo, io mi sono trovato a raccontare un parto e non ho mai partorito, Sarebbe già stato Lo scrittore vero è quello che sa essere tanti personaggi diversi, sa vivere tante vite diverse e le rende credibili, perché altrimenti ne scrive uno di libro dove proietta se stesso e sono tutti uguali. I personaggi si muoveranno come lui, penseranno come lui, parleranno come lui. Il registro linguistico è importantissimo, perché il personaggio deve emergere non perché lo stai caratterizzando ad ogni sequenza, per come è vestito, ma per come pensa, per come vive. Quindi se uno scrittore, un autore non è empatico, potrà scriverne uno di libro dove racconta se stesso, oppure potrà darsi i saggi. E basta. Altre? Sì, le persone che intervistate, le intervistate sempre insieme, giusto? Le fate sempre insieme. Sì. Quindi eravate tutti e due che cercavate di entrare nel personaggio. Certo. Sì. Tutte e due prendiamo appunti, a parte Delia che l'abbiamo registrata perché era un fiume in piena, ha parlato per 2 ore, bellissimo.
Prendiamo appunti, poi ciascuno di noi li rielabora seguendo lo schema che ci siamo prefissati, e uno scrive e l'altro spedisce e manda. Allora, la cosa importante è che noi ci ricordiamo sempre che il libro dobbiamo scriverlo in 2, perché potremmo scriverlo da soli, e quindi dobbiamo ricordarci che ad un certo punto ci fermiamo, anche se abbiamo altro da dire, perché è giusto lasciare lo spazio all'altro. Se questo non si crea, se questa complicità, se questo rispetto non c'è, allora non è possibile. Sì. Come ha detto lui, è un esercizio o non esercizio, perché è importante fare questo lavoro. Io per esempio lo faccio fare anche con la poesia ai miei allievi, perché significa tenersi un passo indietro e imparare anche ad ascoltare, anche se non stai ascoltando, perché la lettura è un ascolto. Che oggi è molto difficile essere ascoltato. Per quello bisogna imparare l'esercizio anche questo. Sono Gli d'accordo. appunti li prendete ognuno per conto proprio e poi dopo li confrontate. Ognuno prende i suoi appunti, magari scriviamo le stesse cose, perché certo. ciascuno di noi scrive, l'intervista avviene così, ciascuno di noi scrive le cose che vuole scrivere, che sente, e poi le elaboriamo, quindi magari ci sono parti che io ho scritto, ho raccolto, che non verranno messe lì, ma le mette lui perché ha preso gli stessi appunti miei. Sì, certo. Grazie. Prego. Altre domande? No, a proposito di Delia, volevo ricordare, forse non è stato detto, che è stata scelta della bambina perché era la più veloce. Sì. Alla domanda che è stata fatta, noi a Delia abbiamo chiesto, ma perché con tanti figli maschi ha scelto lei? Lei ci ha guardato e ha detto, buttavamo Zabruso l'esta. Beh, abbiamo raccontato l'essenziale. Sì. Bisogna fare così con le parole, bisogna scegliere quelle giuste, Esatto. che caratterizzano. A noi interessava caratterizzare la sua forza, il suo sacrificio e anche la bellezza dei tempi, perché comunque attraverso Delia abbiamo raccontato una Santa Vendrace che non c'è più, un pezzo di storia che non c'è più. Quindi attraverso, come diceva Ivan, attraverso ogni donna abbiamo un po' selezionato, perché poi alla fine sono arrivate tante storie. Quando è passata la voce che stavamo raccontando di donne, ne sono rimaste fuori tantissime, che chissà magari raccoglieremo in un prossimo libro. Abbiamo scelto anche in base non solo al periodo storico, ma anche perché dovevano coincidere con l'età di Lalla, col lavoro di Lalla, ma anche in base alle zone. Quindi ci siamo spostati nei vari paesi cercando di coprire quel piccolo pezzo. Sì, partendo lei da Cagliari, quindi abbiamo immaginato che viaggiasse verso la costa sulcitana per arrivare fino a Pula e poi magari si spingesse nell'Interland, insomma Monserrato, quelle zone lì. E in effetti poi queste figure c'erano. Noi ogni volta che lo presentiamo in questi paesi hanno tutti il ricordo non di una donna ma di un venditore di stoffe. Perché donne ce n'erano poche effettivamente che facevano questo lavoro. Più gli uomini lo fanno. Più gli uomini. Ci piace raccontare di queste donne che sembra che non abbiano fatto nulla, ma hanno fatto tanto.